L'Akragas conferma l'ottimo inizio di campionato e a suon di gol, 6 finora ed uno solo subito, lancia il chiaro messaggio alle pretendenti al salto di categoria. I biancazzurri intendono essere protagonisti del girone A d'eccellenza e i numeri per esserci fino in fondo la squadra di Pino Rigoli sembra averli tutti. 2 vittorie consecutive proiettano l'Akragas in alto. Sul sintetico di Raffadali, per l'indisponibilità dello stadio Esseneto dove si lavora per la risemina del terreno di gioco, è costretta alla resa una Riviera Marmi che al di là del netto 3-0 non ha sfigurato. Non sono mancati cuore, grinta e determinazione ed un 7 case infaticabile, ma niente da fare contro un Akragas indubbiamente dal tasso tecnico superiore e decisa a fare bottino pieno. Rigoli schiera la squadra migliore con il centrocampista Bonaffini per la prima volta in campo sin dall'inizio. In avanti Contino, Arena e Criniti tengono costantemente sotto pressione la difesa trapanese. Primo quarto d'ora di sostanziale equilibrio. Gli ospiti trovano il gol dopo 7 minuti con l'ex De Luca, ma il direttore di gara Musumeci di Catania annulla per fuorigioco. L'Akragas risponde con Bonaffini, colpo di testa fuori su cross di Criniti. Ancora Criniti su corner offre un buon pallone a Ciccio Vindigni che di testa manda di poco a lato. La gara si sblocca al minuto 28 e proprio in giornata no l'attaccante della Riviera Marmi De Luca che devia nella propria porta il tiro cross di Criniti. L'autogol spiana la strada all'Akragas che 10 minuti dopo raddoppia. Bella giocata del fantasista Arena, lavora un pallone delizioso e Pellegrino sotto porta non fallisce l'appuntamento. I biancazzurri giocano in scioltezza, ottima circolazione di palla, difesa impenetrabile con la coppia Vindigni-Fallea. A centrocampo continua ad impressionare il giovanissimo Aprile per personalità e inventiva. In avanti Contino si dà un gran da fare, di testa e palloni sono suoi, ma fa i conti con la marcatura puntuale dell'esperto Cinolauro che non gli dà tregua. Allo scadere di tempo è Alessandro Bonaffini a chiudere il conto con questo bel gol. Prima della pausa c'è il tempo per vedere una rarissima occasione della Riviera Marmi con Cernigliaro che impegna il portiere russo. Gara praticamente chiusa, senza storia. Il 3-0 non concede margine di speranza alla seppur volenterosa squadra di Filippo Cavataio che subisce il gioco dell'Akragas. Criniti, molto attivo, serve un pallone tagliente in area, ma Contino non ci arriva per poco. Padroni di casa che insistono, ma Cinolauro è bravo ad anticipare il pericoloso Arena. De Luca avrebbe voluto realizzare il gol dell'ex, ma ancora una volta l'attaccante della Riviera Marmi si vede annullare la marcatura per la posizione irregolare. Gli ospiti si propongono ancora dalle parti di Russo, è insidiosa la conclusione di Castiglione, il portiere dell'Akragas non trattiene. Con i 3 punti oramai in tasca, Pino Rigoli concede spazio alla panchina. Fuori Arena, Bonaffini e Pellegrino, dentro i giovani Gatto e Caci e Vinciguerra. Proprio lui timbra il palo su spunto di Criniti. Sul finire di gara, 7 case per la Riviera, chiama Russo all'intervento. Finisce 3-0, altri 3 punti per l'Akragas che senza problemi supera l'ostacolo Riviera Marmi. La squadra continua a crescere, meccanismi di gioco sempre più collaudati, i giovani sempre più positiva conferma di un organico che offre ampie garanzie al tecnico Pino Rigoli. I tifosi sorridono, si godono il promettente avvio di stagione e domenica prossima a Bagheria con i nerazzurri dell'ex tecnico Mimmo Bellomo.